Un blitz coi fumogeni davanti alla sede della regione e poi via a coprire le vetrine di una libreria con cartelli contro il caro libri e le speculazioni delle case editrici e ancora l'occupazione pacifica delle gallerie dell'Accademia per vedere la mostra di Leonardo da Vinci, perché la cultura per i giovani dovrebbe essere gratis. Oltre 1 migliaio gli studenti della provincia di Venezia che questa mattina hanno manifestato con un lungo corteo sotto gli occhi di polizia e carabinieri, in tuta bianca e con una X sulla faccia dicono: noi non siamo incognite. Ogni anno ci vengono somministrate delle prove ministeriali uguali per tutte le scuole, che siano professionali, che siano istituti tecnici o licei classici, e queste prove sono dei test a crocette che non misurano realmente le potenzialità. E la questura ha detto che oggi Nel mirino della protesta i tagli all'istruzione, gli accorpamenti voluti dalla legge Gelmini, le risorse irrisorie per l'edilizia scolastica e il caro libri. Vogliamo che lo Stato senta di più la scuola e noi studenti. Siete convinti oggi qui? Oggi sì, molto. Che non ci sono soldi, i soldi che vengono spesi per la carta igienica e non per pagarci ad esempio i corsi straordinari extrascolastici. E noi da oggi abbiamo 2 case occupate a Venezia per studenti universitari. Vogliono una scuola solida sul piano della cultura, ma anche dei muri e trasporti pubblici che consentano a tutti e sempre di poter raggiungere i luoghi di studio. La cosa che ci rimane è la scuola, dobbiamo tenercela, dobbiamo lottare perché sia migliore e il meglio possibile per noi. La mobilitazione continua, la prossima settimana un'assemblea dei coordinamenti del Nord. Sicuramente ci saranno altre mobilitazioni per quest'autunno e per l'anno prossimo, dato che per le invalsi continueremo a proporre il boicottaggio.